Salve a tutte e a tutti, riprendiamo la storia dei minatori sardi nel periodo sabaudo. Nella seconda metà del 1700 l'attività mineraria, ancora una volta, passa dalla mano degli imprenditori privati allo sfruttamento diretto dello Stato, i Savoia. In questo periodo i sardi ricordano l'era del Bugino, su Buginiu, un viceré convinto di poter ripinguare le casse del regno vessando i lavoratori e la popolazione. Nel settore minerario, come accade nella Roma imperiale, i Savoia decisero di impiegare nei lavori di scavo in sottosuolo 200 ergastolani, esperienza che si concluse con un gigantesco tonfo, così come fu negativa l'idea di autorizzare, come scrive bene Francesco Manconi, l'individuazione di miniere d'oro concedendo permessi di ricerca a inesperti avventurieri e sognatori. Fallita l'esperienza statale, si ritorna ai privati. Nell'ultima parte del XVIII secolo partirono le ricerche minerarie in alcune aree della Sardegna, scavi in molti casi attivi sino ai giorni nostri. Arbus, Guspini, Iglesias, il Fluminese. In una prima fase le imprese si limitano a prelevare i residui delle lavorazioni precedenti. Dopodiché si incomincia ad aggredire i filoni e i giacimenti trovati. Le imprese, per lo più piccoli concessionari, operavano con pochi minatori esperti, affiancati da manovali impiegati nelle operazioni di sgombero. L'utilizzo dell'esplosivo nel sottosuolo favorisce l'aumento delle produzioni, imponendo però un cambio di mansioni e un'organizzazione del lavoro diversa, impensabile sino ad allora. Lo scavo effettuato con i picconi lascia il passo ai fori e alle mine. Il minatore prepara il foro, carica la mina, la fa brillare. Dopodiché iniziavano le operazioni di sgombero, il minerale e prima di procedere allo scavo di nuovi fori si verificava la solidità della galleria. Per evitare possibili frane si armavano le pareti e la volta che d'ora in poi chiameremo corona con assi di legno o pezzi di ferro. Gli ultimi anni del XVIII secolo furono importantissimi per il settore minerario sardo. Infatti, all'inizio del 1800 troveremo in Sardegna 59 miniere che operavano. Nella prossima pillola vedremo nel dettaglio come si operava nel sottosuolo in quel periodo. Vi ringrazio.